Presidente Sandrin, dal 2006 voi siete impegnati in un progetto che il gruppo Abele di Don Ciotti sta realizzando in Costa d'Avorio. Diciamo che Don Ciotti oggi è venuto qui a trovarci proprio per dare un timbro sull'attività che ormai dura da anni. Qual è l'attività? Sesa, ad esempio, l'anno scorso ha inviato un compattatore per i rifiuti e 100 cassonetti per la raccolta di rifiuti differenziati in Costa d'Avorio. Questa attività non si ferma perché abbiamo contribuito al finanziamento di un hospice e di tutta una serie di attività che il gruppo di Don Ciotti porta avanti proprio in questa tormentata terra. Un piccolo particolare aneddoto che vale la pena ricordare: noi mentre eravamo lì a dare un contributo a questa società, una nave europea al largo spargeva rifiuti tossici, che dopodiché abbiamo saputo che nei giorni successivi ci sono stati 50.000 intossicati e qualche morto. Quindi abbiamo visto che l'opera dei ragazzi Don Ciotti sul territorio merita il nostro aiuto. Questo sposta il discorso sulla responsabilità sociale dell'impresa. Certo, noi siamo una società molto particolare nel panorama italiano nel settore rifiuti. Abbiamo coniugato nel miglior modo possibile l'intrapresa del privato, la capacità di stare aggiornati, di cercare e ricercare la migliore tecnologia, con la componente pubblica. La componente pubblica ovviamente va a attenuare quelle che sono le prerogative di una normale azienda privata, tenendo in considerazione il territorio, non volendolo sfruttare eccessivamente, non mettendo al primo posto solo il guadagno, ma soprattutto il servizio al cittadino. Questa sensibilità l'abbiamo riscontrata fortemente anche nel socio privato e abbiamo aggiunto a questo aspetto anche pensando, diciamo così, alle realtà, realtà della società più disagiate, e in questo senso si incarna, oltre ovviamente, come vi hanno detto ormai da anni con il gruppo Abele di Don Ciotti, si incarna il rapporto con la cooperativa Monterico, che già da tempo collabora con lui, coadiuvandoci su dei servizi sul territorio, e adesso, proprio adesso, oggi, con la presenza anche di Don Ciotti, abbiamo inaugurato un nuovo percorso che sarà quello di condividere le sese teleriscaldate di Sesa con questa cooperativa Monterico, che darà occasione di lavoro a persone che cercano un'occasione nuova per ricominciare il proprio progetto di vita. Il settore in cui opera Sesa non è dei più facili, come dimostrano numerosi recenti casi di cronaca. Indubbiamente ha colto nel segno. Il settore ambientale, diciamo così, in Italia ha diverse insidie. Noi di Sesa siamo bravi, i 180 dipendenti che io ho l'orgoglio di rappresentare facciamo egregiamente il nostro lavoro, però ci sono due aspetti che mi corre l'obbligo citare, che agevola molto, molto il nostro lavoro. Al contrario di Napoli, dove esiste ormai una affermata, diciamo, contiguità con la criminalità organizzata che va a ostacolare molto quello che è la normale vita di una società civile, noi qui nel nostro territorio, diciamo così, in Veneto, abbiamo la partecipazione estremamente fattiva di noi tutti cittadini a casa, che ci abbattono del 60% gli ingombri e le quantità di rifiuto da gestire. Con la raccolta differenziata già noi a casa, diciamo così, riduciamo del 60%, quindi differenziamo il 60% dei rifiuti e agevoliamo enormemente il nostro lavoro negli impianti. Senza questa diversificazione a monte diventerebbe insostenibile sia in termini ambientali sia in termini economici gestire l'intera massa dei rifiuti. Questo è un aspetto che diciamo così ci agevola, proprio perché operiamo in un territorio con un'alta sensibilità sociale, con un alto senso di militanza civica. L'altro aspetto, e devo per forza citarlo nuovamente, per noi Don Ciotti è un faro. Per noi Don Ciotti ci permette, e queste sono le altre insidie, diciamo, che probabilmente la sua domanda sottintendeva, che il settore ambientale è diciamo, un centro di grossi interessi economici di denaro pubblico, quindi può darsi ed è facile incontrare persone o società non propriamente, diciamo così, lecite o che svolgono un'attività estremamente legale.
Noi selezioniamo molto coloro che collaborano con noi, Don Ciotti ci aiuta come un faro a mantenere la retta via, noi con i nostri errori cerchiamo di metterci anche del nostro con la coscienza, ma questo continuo ritornare a visitarci di Don Ciotti ormai da anni conferma che siamo sulla giusta via e conferma che Don Ciotti non ha nessun problema ad associare il nome suo e quello che lui rappresenta contro la mafia o contro i disagi, e noi di Sesa, che anche noi, secondo noi, abbiamo l'orgoglio di rappresentare un bel capitolo della nostra città di Este.